Il vescovo di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, ha presente un'iniziativa importante che prende il via il primo giorno di Quaresima, il 18 di febbraio. Il titolo è proprio Un attimo di pace. Sì, il vescovo ci illustra obiettivi e che cos'è. Sì, penso che tutti siamo alla ricerca in una giornata, in una vita frenetica, no? Di trovare quell'attimo di pace per poter essere con noi stessi e per poter anche un po' riflettere. Ecco, come Mediocesi, attraverso gli strumenti della comunicazione sociale, no? Desideriamo offrire alle persone che vogliono, ecco, di mettersi in contatto per una pillola, possiamo dire così, no? Di parola di Dio, di riflessione, tenendo conto che tutti abbiamo bisogno di una sana alimentazione. Ecco perché l'asco insieme con l'asco, no? Però non solo materiale, ma anche una alimentazione spirituale. Il tempo di Quaresima ci offre l'opportunità di questo attimo per incontrarci anche con il Signore. E Don Flavio Martin, che oltre ad essere parroco di Borgomeduna, è anche colui che cura questo progetto Un attimo di pace, che prenderà il via primo giorno di Quaresima, mercoledì 18 febbraio. Obiettivi e cosa ci si propone con questo progetto? Certo, l'idea che è nata già qualche tempo fa, vuol tentare di raggiungere in questo periodo per noi particolarmente forte di riferimento un po' le persone che in genere non riusciamo a incrociare lungo il nostro percorso, il nostro lavoro quotidiano. Per cui il tentativo è di utilizzare i mezzi che la tecnologia oggi ci offre, che i mass media spesso utilizzano anche all'interno del nostro lavoro quotidiano, della nostra proposta religiosa. Per cui tenteremo di raggiungere le persone sin dal primo mattino attraverso qualcosa di molto semplice, qualche riga del Vangelo, piuttosto che una riflessione mossa da questi testi, piuttosto che la possibilità di ascoltare se sono in macchina, piuttosto che in altre occasioni quello che tentiamo di proporre loro. Sono delle piccole pillole, quindi qualcosa di molto veloce ma che può dare loro un senso alla giornata, che può tentare di individuare dentro una vita frenetica quello che può essere una direzione da perseguire.